Aperta all'ospedale civile di Venezia la camera ardente per Gianni De Michelis. L'ex ministro riposa con un garofano rosso tra le mani, simbolo della sua passione politica. 2 giovani accerchiati e aggrediti nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Marghera al Molo 5. C'è anche un ferito. Continua il botta e risposta tra Veneto e Campania dopo che il governatore De Luca ha definito Jesolo una pozzanghera. Zaia: mi chiederei come mai facciamo 12 milioni di presenze. Braccio di ferro sull'autonomia, il ministro Stefani annuncia: sono pronta, porterò l'autonomia nel prossimo Consiglio dei Ministri, che è contrario se ne assumerà le responsabilità. Radunata nazionale degli alpini di Milano in 30.000 dal nord-est, commozione del governatore Zaia al passaggio del Basto del Grande Vecchio, il mulo iroso. Inaugurata oggi alla presenza del sindaco Brugnaro la pista ciclabile che collega Favaro e Dese, la si attendeva da 27 anni. Il Palermo retrocede all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie B, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, il Venezia salvo. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Partiamo dunque dalla camera ardente per Gianni De Michelis, aperta all'ospedale civile di Venezia. L'ex ministro riposa con un garofano rosso tra le mani, il simbolo della sua passione politica. Entrano personalità e semplici cittadini nella camera ardente di Gianni De Michelis all'ospedale civile, dove il politico veneziano è scomparso all'età di 78 anni al termine di una lunga malattia. I funerali si terranno in forma strettamente privata, così come la famiglia ha chiesto a telecamere e macchine fotografiche di non entrare nella camera ardente, dove Gianni De Michelis tiene tra le mani un garofano, simbolo di una passione e di un impegno che ha segnato la sua vita. Qual è stata l'ultima volta che l'ha visto? L'ho visto dopo che ero diventato sindaco, la prima volta che ha avuto la crisi, che l'abbiamo accompagnato qui in ospedale, insieme, mi pare di ricordare, proprio c'era Sacconi, e purtroppo si era capito che poi lui si era lasciato andare, anche perché non ha ricevuto, come è successo spesso in Italia, un trattamento particolarmente generoso. Tra i più commossi c'è proprio Maurizio Sacconi, ex ministro con Berlusconi ma deputato socialista già dal 1979, che con Gianni De Michelis ha continuato a tenere un rapporto molto stretto. Ha vissuto questa malattia con molta dignità, peraltro, e con l'affettuoso sostegno dei suoi familiari, del figlio, della nuora, del nipote. Finché ha potuto è stato molto attento alle cose del mondo prima che a quelle della nostra piccola dimensione politica. Ripensando invece a quella che era stata la sua dimensione politica, negli ultimi anni Gianni De Michelis ha vissuto con un rimpianto, come ricorda Giorgio Casadei, il suo ex braccio destro. Aver capito per tempo, perché poi lo ha ammesso che è stato un errore, che il meccanismo del finanziamento ai partiti, non della corruzione, sono due cose molto diverse. Era un meccanismo che avrebbe potuto travolgere, come in parte ha travolto, un'epoca peraltro ricca di grandi successi. E il suo errore l'ha ammesso, nessuno, anche nelle cronache più cattive di questi giorni, nessuno ricorda che lui ha ammesso questo errore. Sono state molte dunque le personalità che oggi si sono recate alla camera ardente di Gianni De Michelis. Sentiamo nel prossimo servizio altre testimonianze. Dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al presidente dell'autorità portuale Pino Musolino fino agli ex ministri Corrado Climi e Maurizio Sacconi. Accanto ad amici e parenti è lunga la lista di personalità che hanno reso omaggio a Gianni De Michelis all'ospedale civile di Venezia. Credo che forse una riflessione su quello che Gianni ha rappresentato, e credo che l'abbia detto anche giustamente il sindaco di Venezia Brugnaro, potrebbe essere utile oggi a tutti.
uscendo fuori dalla cronaca, perché insomma abbiamo capito Tangentopoli e tutto, le discoteche, e però non è questo. Di fatto una rilettura della parabola politica di De Michelis, che peraltro Brugnaro ha in mente come Comune di Venezia, è già iniziata a partire dall'economia e dalla sua attività come Ministro del Lavoro, col dibattuto taglio di punti della scala mobile a metà anni '80. Tutti gli italiani gli devono essere grati per il coraggio che ha avuto nella riforma della scala mobile, che portò l'inflazione del Paese da circa il 30% a una cifra. Lui previde il fenomeno dell'immigrazione, ma con decenni di anticipo, non con semestri. Previde il fenomeno Cina, previde il fenomeno della disgregazione dell'Unione Sovietica. E proprio in politica estera De Michelis resse la Farnesina in anni cruciali, dal crollo del muro di Berlino nell'89 al trattato di Maastricht del 92, che per l'Italia porta la sua firma, l'ultimo incarico governativo prima del ciclone Tangentopoli. Per la prima volta l'Italia aveva una grande politica estera, era riconosciuta nel mondo, in quegli anni l'Italia entrò nel G7, insomma era una grande opportunità, purtroppo spazzate via da una gogna mediatico-giudiziaria, ma oggi speriamo, e vedo che la reazione che c'è stata alla morte di Gianni è stata anche tante persone che hanno riconosciuto il suo valore, questo è importante. La cronaca, accerchiati e aggrediti fuori dalla discoteca di Marghera, Molo 5, c'è anche un ferito. Nella notte tra sabato e domenica un gruppo di 5-6 persone armato di bastoni si sarebbe scagliato contro due ragazzi all'esterno della discoteca Molo 5 di Marghera. Uno degli aggrediti, un 22enne del posto, è finito all'ospedale ma è stato dimesso domenica mattina. A raccontare l'aggressione alla polizia giunta sul posto sarebbero stati gli addetti alla sicurezza del locale, che avrebbero visto spuntare anche una pistola durante la rissa. Sul caso sta indagando la squadra mobile. Sui motivi e i responsabili del fatto, tutti i ragazzi sembrerebbe con l'accento dell'Est Europa, che sempre secondo le testimonianze si sarebbero dileguati proprio all'arrivo degli agenti. Continua il botta e risposta tra Veneto e Campania dopo che il governatore De Luca ha definito Jesolo una pozzanghera. Zaia ha replicato: io mi chiederei piuttosto come mai facciamo 12 milioni di presenze. Caro Cani Shun Fes, secondo te 32 milioni di italiani e stranieri che scelgono il sole e il mare di Jesolo e del Veneto e il verde di Cavallino sono fessi? Pulizia, sanità, accoglienza sono i nostri plus. Anche il presidente Zaia ha replicato alle parole del governatore campano De Luca, che durante la trasmissione Fratelli di Crozza ha criticato il litorale veneziano, Jesolo e Cavallino. Le statistiche dell'Istat sulle presenze di turisti nel corso di un anno. Vedrete che ovviamente la prima città d'Italia è Roma, credo 36 milioni di turisti, la seconda è Milano, è arrivata credo a 12-13 milioni di turisti. Milano non ha un paesaggio, un ambiente. Poi abbiamo Venezia, poi abbiamo Firenze. Subito dopo abbiamo dei nomi, a parte diciamo Rimini, però trovate Cavallino, trovate Jesolo, sembra una pozzanghera. Il suo è per ossimoro un complimento, scrive il presidente del consorzio Jesolo-Venice, Luigi Pasqualinotto. Se un territorio circoscrivibile alla metratura di una pozzanghera continua riesce ad attirare il doppio di presenze di Napoli, significa che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Ogni tanto una battuta non riesce, diciamo che questa proprio non gli è riuscita. Il tema vero qual è? Al sud a me succede anche spesso con i miei colleghi con i quali ho rapporti di amicizia straordinarie, proprio con il collega della Campania in particolare, che si facciano le battutine, ma le battutine a tavola, fra amici, ma il nostro mare, questo e quello. Io mi limito sempre a rispondere: guardate che quelli che hanno, voi avete un mare di un determinato tipo perché avete le rocce che rendono più trasparente l'acqua visibilmente rispetto a noi che abbiamo un mare sabbioso. Però ricordatevi che quelli che hanno i tratti di costa chiusi per inquinamento siete voi. Noi in realtà tutto il Veneto è balneabile in ogni punto. L'invidia è una pessima musa ispiratrice, continua Zaia, ma se Jesolo e Cavallino da sole fanno quasi 12 milioni di presenze l'anno, fossi in lui mi chiederei perché. La vergogna vera è pensare che regioni come la Campania, la Sicilia, la Puglia, tutte insieme non riescano a fare la presenza del Veneto, questa è la follia. Al sud invece che rimboccarsi le maniche molto spesso si limitano a criticare. Io inviterei, ma è una vita che lo faccio, di invitare a darsi una mossa, perché non è pensabile avere un patrimonio di coste
il patrimonio di arte, il patrimonio di città storiche, il patrimonio di tutto che ha il Mezzogiorno e non riuscire a fare, ripeto, le presenze del Veneto. Le dirò di più, la Sicilia da sola dovrebbe essere una potenza mondiale turistica, non riesce a fare le presenze delle isole Baleari. Intanto resa dei conti vicina nel governo sul nodo autonomia, il ministro Stefani ha annunciato oggi che sul tema verrà data una risposta alle regioni nel corso del prossimo Consiglio dei Ministri, lanciando anche un avvertimento agli alleati di governo. L'autonomia è nel contratto di governo, il prossimo Consiglio dei Ministri sarà la sede opportuna per dare una risposta alle regioni, chi è contrario se ne assumerà la responsabilità. La nota diffusa in giornata dal Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, la vicentina Erika Stefani, lascia poco spazio alle interpretazioni. Il messaggio agli alleati di governo è forte e chiaro, il tempo, sembra dire Stefani ai ministri 5 Stelle, è scaduto. La prova di forza a 2 settimane dal voto per le elezioni europee e all'indomani del successo dei pentastellati nei ballottaggi per le comunali in Sicilia. Io credo che non sia più tempo di tergiversare, di perdere anche tempi e creare anche allarmismi presso i cittadini del Sud, i quali hanno tutto il diritto ad avere servizi, avere una politica che gestisca le risorse con sapienza, con adeguatezza e con virtuosità. Il lavoro serio e costruttivo fatto in tutti questi mesi non può essere ridotto a sterile polemica, rincara Stefani. L'autonomia non è una deriva ma un'ottima soluzione per avvicinare le scelte ai cittadini, garantendo servizi a tutti, tagliando finalmente gli sprechi. Il riferimento è alle dichiarazioni del vice premier Luigi Di Maio, arrivate da Matera. Di Maio che ha parlato di una serie di derive. Non posso consentire che il Movimento 5 Stelle stia zitto, ad esempio sull'autonomia, ha detto, sottolineando che si deve fare per Lombardia e Veneto, ma non per creare una scuola di Serie A o Serie B o una sanità di Serie A o Serie B. Questo non è assolutamente accettabile. Se vi sono delle perplessità, che me le si dica, che mi si dica qual è una proposta alternativa che io non ho mai visto in questi mesi. Leggo solo un dibattito fuori dal Consiglio dei Ministri, fuori dal Parlamento, sui giornali, nelle televisioni, su battute nei comizi. Allora, che si parli seriamente di autonomia, e questo penso che è il grande discorso di responsabilità, di ragionevolezza e di concretezza che è quello che vogliono i cittadini. Dopo 27 anni Favaro ed Ese sono collegati da un tratto di pista ciclabile lungo 2,5 km e largo 3. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina. 825.000 euro sono arrivati dall'Unione Europea nell'ambito del programma operativo Città Metropolitane dedicato allo sviluppo urbano sostenibile. 600 dalla Città Metropolitana e 330.000 dalla Regione Veneto per un totale di 1.755.000 euro. La pista è stata costruita sul lato ovest di via Altinia con inizio di fronte al parcheggio scambiatore posto a nord dell'abitato di Favaro. Per renderla più confortevole e fruibile sono stati piantati 106 nuovi alberi, installati 70 lampioni e posizionate 6 piccole aree di sosta dotate di panchine. Nel corso dell'inaugurazione il sindaco Brugnaro ha più volte ribadito la sua soddisfazione per un'opera piccola ma necessaria. Ora ci fermiamo per qualche istante ma torniamo in diretta tra pochissimo. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia, siamo alla Dunata Nazionale degli Alpini di Milano, in 30.000 sono arrivati dal nord-est, la rappresentanza veneta come sempre la più numerosa, commozione anche da parte del governatore Zaia al passaggio del basto del grande Vecchio Iroso, l'ultimo mulo alpino morto un paio di settimane fa a Vittorio Veneto all'eccezionale età di 40 anni. A voi signore e signori, come promesso, la sezione di Vittorio Veneto, la città della vittoria. Nella Dunata Nazionale del Centenario sfila in Piazza Duomo a Milano l'orgoglio alpino del Veneto. In 30.000 la stima dal nord-est, 90.000 le penne nere che hanno preso parte dalla mattina al tardo pomeriggio al lungo sfilamento. In 500.000 tra alpini e simpatizzanti, quelli che hanno invaso nella 3 giorni della Dunata il capoluogo lombardo. Sfila Vittorio Veneto con i suoi alpini, i suoi sindaci, ma soprattutto nel ricordo dei suoi vecchi, e tra loro c'è anche Iroso, storico mulo della brigata Cadore, morto 2 settimane fa all'età di 40 anni. Signori, oggi a ricordarlo ci sono i suoi sconci e c'è il suo basto. Ora Iroso senza il basto, sii felice con loro.
C'è Tony De Luca, l'alpino che lo salvò dal macello, a spingere il carrello col basto di Iroso, a cui il governatore Luca Zaia dedica un post su Facebook. Il ricordo di Iroso, il mulo alpino più vecchio d'Italia, piomba sulla dunata, scrive: un silenzio commosso lo accoglie e tutti rendiamo omaggio a questo generale che ci ha lasciato da poco. Sfilano le sezioni storiche, Valdobbiadene, Conegliano, Treviso, sotto gli occhi del ministro della difesa Elisabetta Trenta. Sfilano Asiago e Bassano del Grappa, sfila immancabile Riccardo Cerantola, alpino vicentino, malato di SLA. Ma il suo nome non dice abbastanza, ripete lo speaker. Non serve, capite? Serve il nostro applauso, serve avere dietro una compagnia di amici che non ti lascia a casa. Serve avere qualcuno che una settimana fa ha detto come non vieni? No, devi venire anche tu insieme con noi alla Dunata Nazionale degli Alpini. Gli alpini, forza di primo soccorso nelle emergenze, una delle anime principali della protezione civile nazionale, ma anche presenza silenziosa, quotidiana nel sociale di comunità grandi e piccole. Sfilano i nomi e i simboli delle montagne venete legati a doppio filo agli alpini e alla storia d'Italia dell'ultimo secolo. Sfila il Veneto intero, da Belluno a Venezia, da Padova a Vicenza, e infine il passaggio della Stecca con la città della Dunata 2020. Altra regione, altro orizzonte, quello del mare di Rimini. Saluto dalla zona delle tribune il Labaro che lascia lo schieramento. Ora torniamo a Venezia con il ritrovo in campo San Bartolomeo ai piedi della statua di Carlo Goldoni, restaurata esattamente 35 anni fa. Duri i banchi, un saluto e un incoraggiamento che si sente ripetere spesso passeggiando tra Cagli e Campielli dai veneziani, ma anche il nome di una società ultracentenaria benemerita lagunare, fondata nel 1903 e oggi più che mai attiva, formata da 50 galantuomini veneziani che si prodigano a diffondere i valori della venezianità in ambito culturale, sociale e soprattutto della solidarietà. 50 galantuomini veneziani che si sono riconosciuti nel motto che ha fondato la società: amare, beneficare e divertirsi. La società al suo interno ha un record assoluto. Il socio numero 1, Luigi Danesin, è entrato a farne parte il 6 gennaio del 1956, oggi presidente onorario, è ancora attivo dopo oltre 60 anni di militanza. Mi onoro di essere da 62 anni socio di questa associazione, un'associazione che veramente mi ha portato tanto bene e mi ha praticamente formato in quello che è il contesto della persona. Tante le iniziative in cantiere anche per il 2019, oltre alle borse di studio a studenti meritevoli dell'Istituto Barbarigo di Venezia e alla beneficenza. Siamo ora al basket perché l'Umana Reyer ha chiuso la regular season battendo Brescia. 86-70. L'Umana Reyer chiude la regular season con questo risultato vincente contro Brescia. Niente Washington Kennedy né Tonut con Biliga e Giuri in panchina in condizioni precarie, ma alla fine ce l'hanno fatta lo stesso. Ho visto proprio una bella Reyer, al di là poi della posizione della partita che poteva contare o meno, ma ho ritrovato proprio lo spirito combattivo, di sacrificio, bella coesione, tanta positività, e questa è una notizia importante per noi perché con tutti gli infortuni che avevamo, all'ultimo si è aggiunto quello di Stefano mezz'ora prima dell'inizio della partita, con tanti fuori ruolo, ma è la cosa che più mi fa contento è proprio questa disponibilità e credo che prima dell'inizio dei playoff non potevamo far meglio. Gli Orogranata ora dovranno vedersela con Trento, arrivata sesta. Per De Raffaele il bilancio finora è senz'altro positivo. Terzo anno che finiamo nelle prime tre, chiudiamo con 20 vittorie, un girone da 10-15 dopo tutti i problemi che abbiamo avuto, quindi devo dire un'inerzia positiva. Sulla partita credo che abbiamo fatto una difesa veramente molto solida per tutti e 40 minuti, con tante situazioni provate diverse, con tanti quintetti provati diversi.
e quindi con tanta disponibilità da parte dei giocatori, che era la cosa che mi interessava di più. Importante notizia anche dal calcio, perché il Palermo è stato retrocesso all'ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso, quindi in Serie C è la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC sull'illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il Tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Zamparini. Con questo nuovo scenario ne consegue che il Venezia è salvo e rimane in Serie B. Quindi una buona notizia per la città lagunare. Veniamo agli ospiti, alla nostra programmazione. Dopo i telegiornali questa sera 20:10 si parlerà di politica. Ospiti in studio saranno Carla Condurso del Popolo della Famiglia e Sandra Savino di Forza Italia. Torna in prima serata naturalmente l'attualità politica di Ring, la politica alle corde. Allora con il nostro Ferdinando Avarino ci saranno Marco Zullo del Movimento 5 Stelle, proprio Sandra Savino di Forza Italia, Gian Antonio Darè della Lega, Laura Puppato del Partito Democratico, e poi in collegamento in diretta da Trieste ci saranno Francesco Clun di Casa Pound, in diretta da Bassano del Grappa invece in collegamento il vice premier Matteo Salvini. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per aver seguito Antena 3 Venezia, il nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni migliora lievemente il tempo, anche se in alcuni settori permarrà una certa instabilità, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà maggiormente stabile e anche per lo più soleggiato, tuttavia non si esclude qualche occasionale piovasco in serata e in nottata. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con più sole al mattino, poi dal pomeriggio nuvolosità in aumento anche con isolate precipitazioni, tuttavia meno probabili come vediamo sul Pordenonese. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14 gradi. Sarà una bella giornata di sole sul Trentino Alto Adige, dove avremo un cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, ancora qualche nevicata sui confini alpini dai 600 metri di quota. Temperature minime sui 6 gradi, massime tra 17 e 18 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.